Dai, Lo, dai, Ge. Buonasera e benvenuti a tutti e a tutte, amici e amiche di Sport Easy. Siamo oggi qui, ci ritroviamo al campo Tocia Stadium, campo di casa della compagine del Palermo Futsal Club, che oggi affronta la Polisportiva Real Sports. 24esima giornata, sfida importantissima delle ultime posizioni di classifica. Soltanto 7 punti a dividere le due squadre che viaggiano sul filo della salvezza dai play-out, quantomeno. Vediamo le rose che oggi scendono in campo, cominciando a descrivere i giocatori del Palermo Futsal Club. Abbiamo Mallia, Ali, La Fiura, Chinnici, Gennaro, Nicchia, Lucchese, San Martino, Butera, Di Chiara, Luati e Morgione in porta. Prima gestione rocambolesca del Polisportiva Real Sports col Futsal Club che attacca subito, pressa altissimo, ma Gennaro con una buona occasione dalla tre quarti, la palla che scivola al centro dell'area. L'intervento difensiva del Real Sports, ma ancora Futsal Club che aveva un'occasione importante in area, ben due giocatori, ferma tutto il direttore di gara con un calcio di punizione a favore proprio del Real Sports, che andiamo a descrivere con i suoi giocatori. Abbiamo quindi Piazza Palotto, Abbruscato, Vitrano, Cassar, Restivo, Cortese, Danna, Fertitta, Damiani, Cirrincione e Messina. Proprio la Polisportiva Real Sports ora a gestire palla molto bene, il numero 6 che si gira benissimo, Cortese. Dopo un bel passaggio da parte del forse il capitano, andiamo a descrivere l'assist, parte del numero 5. Cirrincione si gira benissimo, lascia sfilare Cortese e infila così Morrione alla prima occasione, 1-0 per lo Sporting. Pronti a ricominciare. Appena 40 secondi, come sottolinea il condottiero, il mister dei ragazzi in maglia rosa. Essere svantaggio dopo un ottimo inizio dei rosa, la palla in mezzo di Suggione, cerca Gennaro, non lo trova. Buon intervento difensivo ancora, Futsal Club che cerca con Gennaro di ripartire dopo il gol subito, nulla di fatto, palla recuperata dalla Polisportiva Real Sports. Sì, ma siamo messi male, però continua meglio che ci stiamo al centrocampo. Ancora la Polisportiva gestire la palla, buon intervento di Gennaro, tu col portiere avversario, la palla mezza verso Gianni, toccato, non c'è niente, sono il direttore di gara che lascia continuare. E quindi ancora Polisportiva sulla sinistra, c'è il tocco, buono l'intervento del numero 21 Lucchese, ricominciano Ali e Chinnici, ora gestire palla. Padre, figlio e Spirito Santo, incominciamo. Io la croce. Dai, Sugi, va bene. La prossima. Guarda che è tua! Recupera bene la Polisportiva, ancora gioca a centrocampo, gestione palla difficile. Va bene, va bene. Efficaci, dai, di piatto, bello, efficace. Ancora Palermo Futsal cazzo, Club dai raga! con Chinnici sulla destra, scarica verso Minchia, ma il martedì siamo Ali, più attivi. si scambiano nuovamente il pallone, gestisce con la sua solita plomb il numero 10 del Osa e gioca benissimo Lucchese in un momento di stasi generale, mentre le squadre stavano ancora osservando. Su Lucchese trova l'angolino, il piazzato che non lascia spazio al portiere della Polisportiva Real Sports. Sarà uno tra Danna e Fertitta. Aspettiamo di capire il numero di maglia vestito per essere sicuri di chi dei due sceso oggi titolare in campo. Il risultato quindi che passa sull'1-1. E quindi Polisportiva di nuovo col pallino di gioco, gli scambi sulla sinistra, bella crocheta, il fallo che non era visto dal direttore di gara, si continua a giocare, quindi il 3 contro 3 con Chinnici, contro tutti, 4 pezzi attorno a lui, bella l'imbucata per Lucchese, nuovamente riesce a girarsi, grande parata l'abbiamo trovato, è Danna, portiere titolare oggi per la Polisportiva Real Sports, quindi ancora Polisportiva dopo l'ottimo intervento che prova a rimbastire, numero 9 scarica. Ancora tempo per ragionare per la Polisportiva, non trova il passaggio, era Restivo a gestire palla, vice capitano che non trova il compagno, quindi Palermo Futsal Club, mentre mi concedo un attimo per
sistemare il risultato, ma non c'è tempo perché Chinnici cerca Gennaro, ancora polisportiva, facile la presa per Danna. Ancora polisportiva, si butta dentro Cortese, viene servito, grande l'intervento di Chinnici che recupera palla, trova a centro Gennaro, 2 contro 2, decide di fermarsi aspettando l'arrivo dei compagni, sulla sinistra, solo a posizione di Ali, finta e servirlo, palla nuovamente per Chinnici, infine servito Ali. Ancora lì, numero 8, porta palla con l'esterno, cerca il buco per Lucchese, la palla resta lì per Chinnici, sinistro, micidiale, e il saluto verso la panchina, manda baci la star del Palermo Futsal Club. Ribaltone del Palermo Futsal, risultato quindi sul 2-1. Siamo pronti per ricominciare. Poi sportiva pronta a ribattere, palla allargata, poi Cirrincione. Dagli fastidio, La dagli palla allargata fastidio. verso sinistra, ancora Cortese a lottare con Ali che recupera molto bene la palla. Serie di finte pericolose, la palla resta lì, ne approfitta Restivo. Ottima la copertura di Chinnici, grande rispetto tra i due giocatori, si abbracciano dopo l'intervento e siamo pronti a ricominciare. Ancora per sportiva, la palla in mezzo verso Cortese che prova il calcio di prima, non riesce, Gennaro con un bel recupero al limite d'area. Contro il Restivo, rischia qualcosa. Ricominceremo con palla verso Morrione, perdono. Quindi Chinnici. Da qua, da questo lato. Con Sugi. Alla vedere che spazio è. Allontanati, quindi. Avvicinati, continua, avvicinati. Chinnici verso Ali sulla sinistra, palla che attraversa tutto il campo, trova bene Gennaro contro il Restivo, libero il destro, palla vicino, l'incrocio dei pali. Solo accennato l'intervento di Danna. Quindi ancora polisportiva nella prima metà campo, molto bassi a gestire il pallone. La palla allargata molto bene verso Abbruscato, sceglie un cambio di gioco, trova Restivo, la palla intelligente verso numero 5, aveva tagliato molto bene Cirincione, poi ancora Gennaro che si districa, due avversari in mezzo all'area, forse colpisce sbracciando durante la corsa uno dei giocatori della polisportiva. Si fermano con molto fair play i ragazzi del Futsal Club, non ravvisa fallo il direttore di gara, ma come dicevo dimostra un ottimo fair play. I ragazzi in maglia rosa si fermano per attendere che Abbruscato si riprenda dalla botta subita. Ora dobbiamo accelerare. Siamo pronti per ricominciare con la palla restituita. Ci piace un sacco assistere a questi gesti di maturità calcistica da parte dei giocatori, ma non c'è tempo per le sviolinate perché siamo pronti per ricominciare. Ali con Gennaro, ben pressato da Restivo, fallo laterale in posizione interessante per il Palermo Futsal Club. Partita fin qui spumeggiante, tante azioni molto ben concluse. Il giocatore della combinazione su John con Gennaro, che parata ragazzi di Danna che risponde molto bene, non abbandona la posizione, allunga le braccia e interviene sul possibile ulteriore vantaggio dei rosanero. Palla in mezzo di Ali, scambia con Chinnici, la palla arretrata verso Lucchese, sì, ma nulla di fatto perché riconquistano i ragazzi della polisportiva. Palla arretrata verso il Restivo, mette bene giù, trova quindi Abbruscato che scambia nuovamente, cambio di gioco verso sinistra. Ragazzi in maglia azzurro-blu, trova una bella combinazione in destro, interessante la giocata dei ragazzi della polisportiva. Arriva il tiro Cirrincione, palla che non impensierisce più di tanto Morrione, lascia sfilare la palla. Comunque gran bella combinazione, polisportiva più che viva. Del resto lo scarto è minimo. Intanto c'è stata una sostituzione, è uscito Ali che ha scambiato il posto in campo con Luati. Bel taglio in mezzo, ben servito, difficile gestire palla, un pallone a mezza altezza, spazio poco, conquistano comunque un buon calcio d'angolo i ragazzi del Futsal Club. Coinvolto ora anche Morrione nella gestione palla dal basso, ancora con Luati per Chinnici. Decide di ragionare il numero 10, la palla sotto il suo sinistro, trova Gennaro sulla destra, subito pressato, gioca di prima con Muati, bella la fine di corpo, manda al ballo avversario. C'è comunque un'ottima copertura del Restivo, trova Lucchese sulla sinistra che salta il Restivo, salta un altro avversario ma costretto a ricominciare, serve Chinnici
Chinnici da lontano trova Gennaro, proprio un tracco visionario, difficile sicuramente la realizzazione, ma intenzione artistica in questo caso di Gennaro, però che non riesce. Quindi ancora polisportiva, la palla allargata per Restivo, attaccato da Lucchese, aspetta un momento i compagni, palla verticale che non passa ancora Lucchese al pressing, si accontenta di proteggere un fallo laterale Restivo e siamo pronti a ricominciare. Dai Fabio, dai fastidio. Gioca ancora la polisportiva, serie di scambi, non riescono a uscire, palla interessante per Lucchese, a contrasto molto bene Cortese, non gli consente di calciare. Tanto era abbruscato a giocare con Restivo e con lo stesso Cortese, non riesce la polisportiva. Un'altra occasione per il primo Futsal Club nella tre quarti avversaria con Gennaro, largo verso Muadi, Chinnici di fronte a lui, tre avversari attorno, Muadi chiama il movimento dei compagni, decide per ricominciare e aspettare, ragionando così sul da farsi tutta, anzi entrambe le squadre, eccetto Morrione, schierate nella metà campo della polisportiva, sostenuto il palleggio dei ragazzi in maglia rosa, molto bene l'intervento qua di Cirincione che riesce a far rocambolare la palla tra i piedi dell'avversario, guadagnando così un importante possesso palla. Quindi ancora Cirincione, la palla avanzata per Cortese che si allunga bene, Chinnici capisce tutto e lo anticipa, coinvolge Morrione, la palla verticale verso Gennaro, lo scarico da un 4 contro 3 per il primo futsal, si allunga un po' palla Chinnici sulla scivolata dell'avversario, non riesce a intervenire tanto Morrione, grande entrata, botta dura per Cortese che rimane a terra, il primo futsal continua a giocare, grande l'uscita del Bravo Giovanni, bravo Morrione, portiere bravo. Danna che riesce a ripulire, rimane a terra. Palla intanto uno piena. dei giocatori Bravo, però dovrebbe giusto essere che sei pure là, Cortese, bravo. se non sbaglio, della polisportiva. Purtroppo mi comprenderanno, avranno comprensione i ragazzi della polisportiva, è tempo di abituarmi ai nomi e ai numeri, finché non vi girate di spalle non posso identificarvi, e quindi era proprio Cortese che stiamo iniziando a riconoscere. Bravissimo. Ancora Futsal Club, Lucchese arretrato verso i Chinnici, neo entrato per la polisportiva, capitano dovrebbe essere Vitrano. Bella la combina di Chinnici verso Modi, tocca di testa verso Gennaro, non riesce facile l'intervento per Danna e quindi abbruscato. Contro due si infila molto bene, botta dura con Gennaro, stavolta ha ravvisato il fallo, posizione sulla tre quarti, interessante per la polisportiva, si avvicinano sia Restivo che Vitrano al pallone, sembrerebbe il primo pronto a calciare, sì, in quanto Vitrano si allontana e da bravo capitano intanto dirige i compagni sulla posizione in campo. Posizione interessante, rincorsa molto lunga, forse potrebbe pensare a un calcio da lontano, uno sguardo ai compagni, Restivo si appresta a battere la palla alla fine arretrata, verso Bruscato, nuovamente Restivo sulla sinistra, Gennaro contro di lui, Restivo l'accelerazione, Gennaro molto bene, usa il fisico, rimane a terra, però Bruscato cade male sulla spalla, subito mister Nel contrasto dobbiamo essere. Nel contrasto dobbiamo Futsal essere Club lui. Gentile che comanda ai propri giocatori di fermarsi attendendo che Restivo recuperi Lasciato. e sia pronto per entrare in campo. Sembrerebbe stia bene, siamo contenti di quanto è avvenuto, sappiamo che Gennaro è molto duro nei suoi contrasti, per quanto pulito in questo caso infatti anche molto bene, ravvisato dal direttore di gara, nessuna infrazione di gioco, comunque la botta sicuramente si sarà sentita tutta e diamo il giusto tempo per recuperare. Capitan Vitrano pronto a rimettere il pallone in gioco e invece forse aveva a quanto pare fischiato l'arbitro l'interruzione di gioco poiché è lui stesso a rimettere il pallino in gioco. Chinnici subito alto, non c'è tempo da perdere, con l'esterno Gennaro, stop infelice, ne approfittano Restivo, Gentile che si addormenta un attimo, Lucchese lascia lì per Gennaro, ancora Gentile che non si ferma, infine Vitrano con la suola verso il Restivo contro Gennaro a fare a sportellate, ancora il Restivo contro Gennaro, il duello che si rinnova, Lucchese al raddoppio, pressing importante dei Futsal Club, infine fallo secondo il direttore di gara. Ricominciano così a giocare i ragazzi della polisportiva, fallo che sarà accumulato, no invece no, non indicato il fallo, palla rimessa in dentro dal portiere, quindi ha bruscato ancora lui, chiama palla Restivo sulla stessa linea, la serie di finte sul Chinnici, ancora bruscato, trova Vitrano su Duli Moadi, nuovamente bruscato in 2 contro 2, spazi strettissimi, attende il momento dei compagni, ha bruscato, perde la palla pericolosa, Lucchese tutto solo, il destro di Lucchese che supera un innocente Danna, aveva poco da fare, grande giocata del numero 21
ruba palla, si trova tu per tu e infila il portiere avversario con una palla che va a riempire il 7, quindi il risultato Ancora su, lo sto chiedendo cortesemente perché non che passa sul ragazzi, siete tre che in campo volate, vediamo di correre. 3-1, conducono i padroni di casa Palermo Futsal Club, pronti a ricominciare. Con la polisportiva, palla arretrata, ha bruscato, cerca Fraseggio che compagni, Restivo alza la palla verso Gentile, palla che resta di Gennaro molto bene col fisico, lo aiuta Moadi, Gennaro si mette in proprio contro Gentile, cerca il numero sul raddoppio di Restivo, non può nulla, palla comunque che finisce in out, rimane il possesso per il Palermo Futsal Club, quindi Capitan Chinnici al solito cervello della squadra in linea arretrata a gestire il pallone attendendo la creazione degli spazi. Ancora Chinnici, volteggio sul pallone contro Di Lui Vitrano che infine lo attacca, la palla schierata giocata sulla sinistra con Chinnici, volevano 1-2, giocata che non riesce, ancora Vitrano il tiro di punta smozzicato, comunque guadagna un effetto che mette in difficoltà Morrione che nel modo di intervenire col piatto vede il pallone schizzare, superare e finire, quindi a fondo campo Vitrano il destro che punta micidiale, una saetta che di pochissimo come si suol dire, anzi fa la barba al palo. Spavento per i giocatori maglia rosanero, comunque si continua sul 3-1, ancora Chinnici, Palermo Futsal Club sempre in possesso di palla, vediamo se il pressing anche questa volta della polisportiva riuscirà a dare dei frutti, escono molto bene invece Palermo Futsal, palla infine per Nicchia, trova nuovamente Moadi, su di lui Gentile, prova l'azione sulla destra, molto bene il numero 6, vanno a combattere due, la palla arretrata per Nicchia, invece Moadi mantiene il possesso, poteva essere forse un'occasione per Nicchia di calciare, comunque mantenere il possesso palla non è una cattiva idea. Infatti bellissima la combinazione Chinnici, Gennaro, Moadi il destro con Gennaro che forse voleva tornata la palla, ma qua molto altruista, trova una bella sponda per il compagno, non riesce a liberare il destro del 99 che calcia, tira un po' strozzato che esce largo alla destra del portiere della polisportiva, il buon Danna. Quindi ancora polisportiva adesso con Vitrano, la palla allungata per il nuovo entrato Cassar che scarica bene verso Gentile, cambia tutto verso Vitrano, polisportiva che si rende pericolosa con 3 giocatori alla metà campo avversaria, comunque da notare come coprono molto bene i ragazzi maglia rossonero, tutti subito pronti a ripiegare dietro la linea del pallone, chiudono molto bene gli spazi, è molto difficile per i ragazzi in maglia azzurro-blu riuscire a trovare le vie giuste per tornare al gol. Comunque sul time out ci prendiamo una pausa, risultato parziale 3-1, conducono i padroni di casa del Palermo Futsal Club. A tra poco. Tanto ci tenevamo a sottolineare che durante il timeout spendevamo parole al miele per Gennaro, molto cresciuto rispetto all'anno scorso, lo posso dire da ex compagno, molto altruista, si è speso moltissimo per recuperare i palloni, sta mettendo in difficoltà i possessi palla agli avversari, nonché le ottime giocate avanti. Siamo pronti per ricominciare con Real Sports che batte l'angolo, lo schema che trova Vitrano sulla sinistra, cerca Cassarri in mezzo all'area, non riesce il passaggio, quindi ancora Vitrano sulla destra contro Nicchia che copre molto bene e infine col tacco a ribattere la conclusione avversaria, palla in fallo laterale, ancora Real Sports a gestire l'offensiva. È uno schema anche in questo caso, Cassari mette la palla forte in mezzo, rimpalato subito Vitrano contro Moadì, copre molto bene il capitano del Real Sports, palla che viene accompagnata sul fallo laterale, ancora il Real Sports col pallino, quindi Cassari gioca con Vitrano, bella la giocata
il vice capitano verso Cassar, che spara un destro micidiale. Ottima risposta di Morrione, ancora Restivo dopo la bella giocata con l'esterno per il compagno, decide stavolta per una conclusione da fuori ben lontana dalla porta dei rosanero. Quindi nicchia sulla sinistra contro Vitrano, Cassar lo segue, palla scaricata verso Chinnici, quest'ultimo contro di lui, ancora Chinnici, larga la palla per Luati, sporcato poi il passaggio da Gentile, va a Cassare a contrasto e riescono, quindi così Real Sports a guadagnare un fallo laterale importante ancora con Capitan Vitrano, Gentile vicino a lui, Cortese, pardon. Quindi Vitrano con Cassare, stavolta vuole tornare la giocata per il vice, conquista per un attimo la Fiura, ma capisce tutto Cortese, accompagnato poi a fondo campo da Chinnici, che con un rimpallo riesce a mettere una pezza. Comunque fa calcio d'angolo per il Real Sports. Ancora Cortese, la palla ritata verso Vitrano con la suola per Cassare, libera il destro, ci pensa Capitan Fiura a controbattere anche lui, a dare una mano difensivamente. No. Cioè, poco fa c'era un rigore, un'espulsione e non gli ha detto niente, ora l'ha toccato, dai. Intanto sullo scarico di Vitrano, molto sereno, ok? Ok. Lei non si può porre in questo modo con Sì, me, però- ok? Quindi le sto dicendo... dicevamo, intanto sullo scarico di Cortese lei. Vitrano Poi c'è faccia lei. stata probabilmente Capitan La Fiura che ha appoggiato la mano sulla schiena dell'avversario, che perde l'equilibrio, ravvisato l'infrazione di gioco da parte dell'arbitro e si continua a giocare. Cassare verso Vitrano, però il colpo di tacco non riesce, quindi molto bene Luati, recupera la palla verso Chinnici che può ragionare, Morrione gli vuole dare una soluzione a destra, non serve perché Chinnici trova La Fiura largo sulla destra, riesce a mantenere il pallone molto bene in campo, elegantemente con l'esterno, ancora La Fiura e nuovamente Chinnici col Futsal Club che guadagna tanti metri per imbastire. Ancora La Fiura Chinnici, premiata ditta, tanti anni per loro di gioco in squadra assieme. Chinnici trova nicchia, spazio per caricare il destro, molto bene, Danna ci mette il piattone e manda il pallone dall'altra parte del campo, fallo laterale, ancora Futsal Club. Ria Sports ora schierata in difesa con Cassaro su nicchia, la palla per il numero 17, volteggia sul pressing di Cassaro, scarica verso La Fiura, contro di lui Cortese, ancora nicchia, ancora Chinnici, si prende qualche rischio su Vitrano, è solito farci prendere questi mini infarti, però come molto spesso accade gestisce benissimo, un po' meno in questo lancio lungo che permette a Danna di intervenire facilmente. Quindi Cassaro, qualche rischio su nicchia, Vitrano a giocare con Restivo e infine ancora possesso Real Sports col vice capitano pronto a battere, mentre l'arbitro lo richiama per venire a battere il fallo laterale diversi metri dietro rispetto al punto in cui stava avvenendo la battuta. Quindi ancora Real Sports, la palla verticale per sia verso Vitrano che libera il destro, tiro smozzicato facile per Morrione. Allora La Fiura contro il numero 10, due capitani a duello, ancora La Fiura sfrutta il fisico per proteggere palla, Chinnici Cassar su di lui, bella per l'alzata e c'è Di Chiara appena entrato, numero forse Tunnel, il numero 33, velocissimo, palla con l'esterno, nicchia, l'1-2, la palla per La Fiura, tutto nero, il piattone! Impatto micidiale di Di Chiara, prima giocata per lui, numero sulla sinistra, 1-2 col giovane Nicchia che è sempre un giocatore maturissimo, solo un tocco libero il compagno, poi ancora Di Chiara, benissimo a vedere Capitan La Fiura, tutto solo dall'altra parte, a cui basta infilare il portiere avversario già pressoché battuto, e mentre andiamo a sistemare il punteggio, quindi siamo sul 4-1, conduce e serve sempre il Palermo Futsal Club. Real Sports che ora vede tre lunghezze, sembrano gli avversari, se riprendono la botta, risentono della botta i ragazzi del Real Sports, guarda di Cassar, ma non ne approfitta il neo entrato Butera e quindi Real Sports, il tunnel di Restivo ai danni di La Fiura che cercando il pallone nell'intervento colpisce evidentemente Restivo. I due infatti vanno, cioè, va a scusarsi La Fiura per la botta regata all'avversario, comunque fallo di gioco non cattivo, infatti diciamo neanche passa per la mente degli arbitri vicino in cartellino, neanche accennato il movimento, fallo, palla non ravvisato neanche il fallo, semplicemente per la botta si è deciso di mettere palla fuori e ricominciare col possesso Real Sports. Anche in questo caso grande sportività da parte di entrambe le squadre e quindi Real Sports con Cassar finta a cercare il Restivo, invece la palla è per Cortese, trova nuovamente Cassar, va incontro Vitrano, perde palla, si addormenta un attimo,
grande recupero di Butera, quindi di Chiara che trova il numero 25, pardon, che non riesce nel controllo, cerca il pallone con la suola che schizza al di sotto del proprio piede e finisce il fallo laterale. Quindi ancora Real Sports. Restivo, trova bene Cassar che si lega un po' col pallone, purtroppo per l'inquadratura non siamo riusciti a riprendere la giocata. Vi narro io come all'antica, ai vecchi telecronisti, lo svolgimento dell'azione. Cassaro inizialmente non trova uno stop felice, poi riesce comunque a recuperare il possesso, con un gioco di suola si libera e costringe il capitano avversario la Fiora al fallo ineccepibile. Assolutamente non si può criticare la scelta del direttore di gara, e quindi Real Sports pronti alla battuta. Dalla distanza tiro velleitario di Cirincione che si spegne molto largo, ancora lui recupera il pallone, quindi il restivo per il neo entrato. Ora vedremo numero 20 Damiani, gioca con Cassar, poi palla allargata verso Cirincione, è rientrato da poco, bello, poi il recupero di Butare, 2 contro 1, partita di Butare e nicchia, lancio del numero 17 contro il portiere, la scivolata proprio di Damiani che fa un grandioso intervento. Ora a gestire contro 2 avversari sul fallo laterale, la palla arretrata bene per Vitrano che cerca ma non trova Cirincione dall'altra parte. Occasione qua per il Palermo Futsal Club, potevano mettere una seria ipoteca sulla gara portandosi a +4 quando suppongo siamo quasi verso lo scadere del fine primo tempo. Purtroppo il tempo effettivo non ci consente di avere una stima precisa dei minuti mancanti alla fine della prima parte di gara. Pallone che attraversa l'area, finisce in porta, ma non essendo 7 minuti dato alla fine, ringraziamo la regia dato Damiani, proprio numero in mezzo a 2. Dicevamo prima di interromperci, pardon, la Fiura con un pallone molto intelligente in mezzo all'area, lasciato da tutti poiché appunto non era avvenuto il tocco di nessun giocatore. Comunque si era infilato molto bene. Ora vado a memoria, la prova video, vediamo se mi conferma o mi smentisce. Mi sembrava ci fosse Nicchia pronto sul secondo palo che non riesce ad arrivare per un non nulla. Quanto falli siamo? Cira. Quindi a 6 minuti e 48 secondi dal termine della gara, al termine della prima frazione di gioco con Cassar, punizione interessante alla 3/4, quasi un tiro libero, che parata per i fotografi. Speriamo che il nostro Mirko sia riuscito a beccarlo. Paratone, questa andrà sulla foto profilo Instagram di Morrione, sicuramente andrà anche negli highlights, visto la grande parata, grandissima. Intanto Gabri. Cirincione si mette in proprio, finta col destro, pallone sul sinistro, ci dimostra di avere un buon controllo con entrambi i piedi. Parata che anzi ribattuta facile per il primo futsal. Comunque è ancora il Real Sports che in questa fase di gioco sta venendo molto fuori, assolutamente non ha abbandonato le mire di cercare di andare a conquistare punti importanti, come dicevamo, soprattutto per quanto riguarda la zona play-out. Quindi il risultato su 4-1, nuova partita più viva che mai. Ora un altro cambio, rientra Luati, sbaglia il primo controllo, li vedrà un attimino per recuperare il ritmo partita. E quindi Real Sports con Vitrano vuole palla vicina, non viene servito, da me la battuta, 20 secondi passano, Cassare viene incontro, buon il controllo, ricomincia verso Cirincione, ancora Cassare, si era mosso bene Damiani, per questo scusate mi ero emozionato, non servito da Cirincione, ancora però gestiscono la palla molto bene Real Sports. Giro palla forsennato, grande velocità di gioco, ora Moadi contro Damiani, in mezzo a 2, riesce forse ad uscire, azione molto rocambolesca con il filo del Palermo Futsal Club che triplica il pressing sull'avversario, con Butera che perde un attimo attendendo forse l'avversario che si rialzi, dichiara, si prende qua un grosso rischio su Cirincione che tocca ma non riesce a conquistare il pallone, si sarebbe ritrovato da solo contro Morrione, ricalcando un poco quello che è stato l'ultimo gol di Lucchese. Ancora Real Sports, Damiani, Cirincione sulla sinistra, Moadi contro di lui, accelerazione al numero 5, il sinistro in mezzo, velenoso, Morrione col piede, e infine Moadi molto bene a ripulire su una palla pericolosa su cui si era fiondato Cassano. E ora dichiara, palla verticale, Moadi si addormenta, ne approfitta Damiani, il destro, chiude bene la gamba Morrione, ancora dichiara, in mezzo all'area, decide di gestire il pallone, esce benissimo sul pressing numero 20, trova la Fiura che ha spazio per girarsi, ancora il numero 9, punta l'area avversaria, Vitrano è scivolata, forse blocca per una frazione di secondo il pallone, per questo si lamentano i giocatori del Palermo Futsal, non ravvisa nulla il direttore di gara, coinvolto Morrione, ancora il 25 Butera a gestire pallone. Moadi sulla destra, attende il movimento dei compagni, serve di Chiara sulla sinistra,
la palla spizzicata dal numero 23 appena entrato. Prima palla toccata per Non è fallo. pardon, Piazza Palotto. Ora servito da Vitrano. Ora Piazza Palotto sulla destra, trova nuovamente Vitrano, capitano Vitrano, numero 10, allarga tutto per Damiani, a tu per tu con Butera, il tiro di punta. Butera non si lascia ipnotizzare dal numero 20 avversario, cerca tiro diretto in porta con la punta, ribattuto dal numero 25, maglia rosa-nero. Ancora Damiani, la palla arretrata, Cirrincione che ha un buon calcio da lontano, come abbiamo visto. Non ti fare schiacciare. Attende lentamente il movimento di avversari e compagni, la palla aeropa rimpallata resta lì, ingolosito. Capitan Vitrano spara al volo di destro, pallone che finisce ben alto sopra la traversa, difeso da Morrione, e quindi ancora prima Futsal Club con Lucchese che è rientrato. Quindi scambia con Butera, nuovamente Lucchese, affrontato dal Real Sports. Lucchese trova Capitan La Fiura che si districa bene in mezzo a due, ora nuovamente verso Butera, arretra verso Muadi che attende l'arrivo dei compagni. Muadi tutto solo contro Vitrano, si muove bene Lucchese, cerca una palla imbucata, capisce tutto però Damiani, ma è ancora Muadi. Luati, perché viene Muadi, pardon. Luati con Butera, verticale verso Lucchese, bello intervento di Piazza, il destro, ancora Luati molto bene, in spaccata a proteggere la porta di Morrione. Lucchese con la punta, bene per Luati, la scivolata di Vitrano, partita adesso che diventa più maschia. Dopo una serie di tentativi del Real Sports, infine palla per Luati che marcato la squadra avversaria riesce a guadagnare un fallo laterale, quindi ancora Butera e Luati, finte, cerca infine la Fiura, molto arretrato, trova Lucchese, 1v1 contro Piazza, scambia con Butera, ancora Lucchese, avrebbe potuto mettere un'altra firma alla partita, ma dice di no, pronto, danna. E quindi Real Sports con Vitrano si butta dentro Damiani, per poco non riesce la combin fra i due, quindi Morrione, Luati e Butera. Lucchese sulla sinistra, la palla che scorre parallela alla linea del fallo laterale, troppo lunga per Capitan La Fiura, infine supera proprio la linea laterale del campo di gioco. Riprendiamo col Real Sports pronto a gestire palla. Cirrincione davanti a lui Damiani, dall'altra parte Piazza Palotto, ancora Cirrincione, aspetta il movimento dei compagni, gestisce palla arretrata verso numero 9 appena rientrato. Vai che portiere non c'è più. E ancora Piazza, Cirrincione, gestione palla prolungata del Real Sports, giusto per contraddirmi perde palla, quindi ne vuole approfittare Lucchese con la Fiura, non riesce nella combina, nuovamente possesso del Real Sports che in questi ultimi minuti sta tenendo molto il pallino del gioco. Intanto rientra nuovamente Vitrano, pardon, Restivo, dice Capitano, eccolo qua. Restivo, bruscato, bella la palla per Piazza che si trova al limite dell'area, il destro, un'altra grande risposta di Morrione, nuovamente colpito sul tiro di Abruscato, e quindi Cirrincione, pardon, la Fiura, lunga bene verso Luati, contro lui Restivo, il destro potente, ben ribattuto dal numero 4. Intanto chiamato time out, partita accesissima, sono 3 le lunghezze a separare le due squadre, il risultato per ora inchiodato sul 4-1, mancheranno pochissimi minuti al termine, 2 minuti, sempre regia attentissima e prontissima, segnalare il tempo rimasto di gioco, quindi presumo ultimo time out prima del termine appunto del primo tempo, tra poco per questi ultimi 2 minuti infuocati. Fate ricominciare.
fallo laterale, la posizione intrigante per la compagine in maglia rosanero quando rientra Chinnici in campo, la palla in mezzo verso Gennaro, anche Gennaro appena rientrato con Lucchese Lowati, potete giocare proprio lui, il numero 98, pardon, la palla intrigante sulla tre quarti all'altezza del tiro libero, però un sinistro che si spegne molto largo, poi va a contrasto Aspettalo. con Cortese e quindi Real Sports pronto a giocare, accelera, Ciriccione pericoloso sulla sinistra, si è andato a chiudere un po' all'angolo, era doppio su di lui, prova una gran giocata col tacco, trova un bel calcio d'angolo invece, pronto la giocata è il numero 5, trova Cortese sulla sinistra, palla arretrata con Abruscato, ancora Ciriccione, prova a girarsi su Lucchese che copre molto bene, costringe l'avversario a un tiro da posizione molto defilata, difatti come era diciamo probabile ma non inevitabile, palla che termina sulla parte laterale della porta dei Palermo Futsal Club, quindi Lowati sulla sinistra, serie di finte, trova bene Gennaro, si butta dentro il numero 98, gliela ritorna con la suola, proprio Gennaro lascia sfilare molto bene Danna, e quindi ancora Real Sports, energie che iniziano a calare dopo una fase molto intensa. C'è un po' più di ragionamento adesso, ancora con Real Sports che si distende tutto nella metà campo avversaria. Solito Cirrincione a gestire palla, scambia con Cortese, nuovamente Cirrincione, stavolta un liscio che può permettere una ripartenza pericolosa, proprio Futsal Club si stendono bene, forse un po' lenti, consentono al Real Sports di ripiegare, tutta la squadra avversaria ritorna a occupare la fase difensiva e quindi a difendere la porta di Danna. Nuovamente ora nella propria zona il rosanero con Chinnici che serve Gennaro, fallo laterale quindi nella gestione della palla. E ora Real Sports, Bruscato verso il restivo, quindi Cirrincione si butta dentro, Cortese su un attimo in realtà è una finta, quindi palla pericolosa per Real Sports, una palla che potrebbe essere micidiale, Gennaro per Lucchese, tutto solo Lucchese con un tapin semplicissimo dopo una gestione palla non perfetta dei Real Sports. Probabilmente, come stavamo sottolineando, c'è stato un errore di movimento che ha fatto ritrovare due dei giocatori in maglia azzurra sullo stesso punto, quindi rendendo più difficile la gestione palla per Abruscato, e poi l'ottimo pressing del Palermo Futsal Club gli consente di punire l'errore del Real Sports. Risultato su 5-1 quando siamo sul finire del primo tempo. Per l'appunto, come dicevamo, tempo appena finito, ci hanno fatto pure un countdown quando era stata un'occasione importante per il Palermo Futsal Club, partiti in 2 contro portiere praticamente per allungare ancora di più. Risultato quindi sul 5-1, ci diamo una pausa per l'intervallo. Ora i mister avranno come galvanizzare o calmare o dare le proprie indicazioni, ognuno come interpreta la gara, ma qui sta la ricchezza dei nostri allenatori. Ci rivediamo tra poco dopo l'intervallo, appunto per la seconda fase di questa splendida partita. A tra poco. Si torna a giocare al Dino Liotta di Licata 2 settimane dopo i fatti con il San Vitolo capo, e in casa della capolista arriva il 90-011 Bagheria di mister Sandro Tarantino, che cerca di partire nel migliore dei modi per allontanarsi dalla zona rossa della classifica, ma subito su un calcio d'angolo battuto dalla sinistra la palla spiove e c'è il colpo di testa vincente da parte di Viglianisi, che batte imparabilmente Faraone e sblocca subito il risultato in favore dei gialloblu, e poi dedica speciale per un figlio o una figlia in arrivo per il numero 21 a disposizione Lilo Bonfatto, che dunque sblocca subito la partita in favore del Licata. Reagisce però subito il 90-011 con questo tentativo in inserimento da parte di Balistreri con la sfera che si perde alta sopra la traversa, poi ancora azione sulla destra del Licata, Arario arma Manfrè, tiro deviato imparabilmente, palla che si insacca ancora una volta alle spalle di Faraone ed è 2-0 per il Licata. Protesta il 90-011 perché c'è un proprio giocatore a terra proprio sugli sviluppi dell'azione.
ma il direttore di gara non sente ragioni e convalida la rete, torna a farsi vedere in avanti, però la formazione ospite con questo pallone messo in mezzo, l'uscita alta da parte di Federico Valenti, che poi rimane anche a terra contuso, si riaffaccia in avanti allora Illicata con questa giocata sull'out di destra tra Brugnone e Arario, il cross di quest'ultimo, il colpo di testa di Manfrè e la palla che sorvola la traversa. Dall'altra parte il 90-011 prova a riaffacciarsi dalle parti di Valenti, che deve smanacciare in calcio d'angolo su questa conclusione velenosa da parte di Romano. Poi ancora il Bagheria che attacca, c'è questo calcio di punizione convalidato da un fallo di mano, battuta velocemente a sorprendere gli avversari, ma c'è la girata di Balistreri che sorvola la traversa, altro pallone messo in mezzo sempre dalla destra, batti e ribatti nel cuore dell'area di rigore. Poi il salvataggio decisivo è quello di Porcaro, che toglie letteralmente il pallone dalla disponibilità degli attaccanti del Bagheria. Con le immagini passiamo al secondo tempo con questo break da parte di Romeo, poi la palla al limite dell'area di rigore per il tentativo di Scalisi, che da buona posizione non inquadra lo specchio. Dall'altra parte Arario se la sposa sul destro, calibra il traversone e c'è ancora il caprone Vincenzo Manfrè, doppietta per il centravanti palermitano che firma il 3-0, poi corre verso la panchina perché c'è un compagno da andare ad abbracciare per esultare, per festeggiare per il gol del 3-0 che va a chiudere di fatto i giochi in favore del Licata. E allora c'è spazio per qualche tentativo sporadico da parte del 90-011 che cerca quantomeno di ridurre il gap qui su questa discesa sulla destra con il cross che spiove sul secondo palo. Il tentativo di sforbiciata da parte di D'Acquisto sorvola la traversa, poi altro calcio di punizione sempre in favore della squadra di Tarantino, che si fa apprezzare per la qualità di gioco nel secondo tempo, e altro piazzato che sfiora il palo. Poi però ancora ci prova su un ottimo tentativo di pressione alta la squadra ospite, tentativo a giro con la sfera che si perde abbondantemente fuori sul tiro di Lococo. Era questa l'ultima opportunità della partita. Sul rinvio di Faraone il signor Motta di Siracusa pone fine alla partita, vince il Licata. Da Sportisile è tutto, alla prossima. Allo stadio Ilardo di Lascari scocca l'ora del derby delle Madonie tra la capolista Lascari Cefalù e il Gangi, che cerca lo sgambetto alla prima della classe. Partita molto intensa, molto vivace fin dai primi minuti, tant'è che dopo 9 giri di lancette attacca subito la squadra di Comito con la discesa sulla destra, il pallone messo in mezzo dove c'è Justice Bocciuei, il quale si libera, spara col destro da posizione molto defilata, ma riesce comunque a metterla alle spalle del portiere del Gangi ed è 1-0 in favore della capolista, con Justin Bocciuei che torna al gol al quarto d'ora. Punizione telecomandata di Ivan Tarantino che sorvola di poco la traversa, ma poi torna a farsi sotto il Gangi, che in una delle prime sortite offensive trova il gol del pareggio con questa perla da parte di Idrissa Camarà, battuto man mano. E 1-1 all'Ilardo. Grandissimo gol di Camarà che di fatto sblocca la squadra biancorossa al 25esimo. Attacca dall'altra parte con Bocciuei il Lascari Cefalù, la palla messa in mezzo per Moccero, la conclusione è debole, soprattutto poco angolata, parata dal portiere, ma da qui in poi sarà quasi un monologo del Gangi, che attacca al 26esimo con questa azione sulla destra conclusa da Bustos, palla fuori non di molto. Alla mezz'ora ancora Gangi che attacca, questa volta sull'out di sinistra dopo questo bellissimo cambio di gioco. Alla fine il pallone arriva dalle parti di Camarà, che è molto meno preciso rispetto all'azione del gol, e manda la palla sopra la traversa. Poi un'azione offensiva da parte del Lascari Cefalù, la porta è praticamente sguarnita, ma ci pensa Ogbonda a salvare sulla linea, a sostituirsi al suo portiere, a negare il 2-1 all'Ascari. Ma occhio, perché Ogbonda nell'ultima azione del primo tempo sarà protagonista dall'altra parte. Colpo di testa vincente, arrivando dalle retrovie come un treno sugli sviluppi di un calcio d'angolo. E allora l'ex difensore del Geraci porta il Gangi in vantaggio proprio poco prima della fine del primo tempo, ma la ripresa invece si apre con il botto. Calcio d'angolo per il Lascari Cefalù, serie di batti e ribatti, serie di tocchi, alla fine colpisce la traversa Moccero, che ritrova poi il pallone dopo la respinta e mette al terzo minuto il gol del 2-2, riporta in linea di galleggiamento la capolista e poi corre con rabbia ad andare a prendere il pallone, perché c'è una partita da provare ad andare a vincere. E 3 minuti dopo, sul calcio di punizione di Tiscione, altro colpo di testa di Moccero, indemoniato in questo avvio di ripresa, la palla esce di pochissimo. Poi un po' di minuti in cui il Gangi riprende le misure all'avversario, e al minuto 68 questo diagonale da parte di Suarez attraversa tutto lo specchio della porta
Poi è Bustos che insieme a Camarà va a recuperare un bel pallone sul lato destro. Il numero 10 serve proprio Bustos che arriva a tu per tu con man mano, ma anche grazie alla rimonta di Tarantino non inquadra la porta dovendo calciare in maniera troppo rapida. Poi al 77esimo Suarez dal limite colpisce la traversa, la palla poi rimbalza fuori dallo specchio della porta. Lascari Cefalù un po' in blackout, una delle prime volte dall'inizio della stagione in cui questo accade, ma poi al minuto 81 con Pastorella ha una grande opportunità, la spreca mandando la palla sopra la traversa e di fatto questa l'ultima azione della partita. Lascari Cefalù bloccato sul pari dal Gangi nel derby delle Madonie. Da Sportisir è tutto, alla prossima. Bentornati allo Tocia Stadium, pronti per riprendere a ammirare e commentare questa sfida tra Palermo Futsal Club e Polisportiva Real Sports. Risultato parziale sul 5-1, hanno giocato molto bene entrambe le squadre, risultato che vede abbondantemente in vantaggio i ragazzi in maglia rosanero, ma sicuramente Real Sports si sono ben difesi fino a questo punto, partita molto accesa per quanto anche molto corretta. Intanto pronti i ragazzi di Real Sports a cercare di riconquistare, di rimettere in gioco la partita subito col quinto in campo, come potete ben notare anche voi dal giocatore casaccato arancione degli stessi del Real Sports. Per i meno navigati del gioco c'è una strategia che si usa in cui il portiere viene sostituito da un giocatore di movimento, quindi praticamente giocando senza il portiere, tra virgolette, ovvero sfruttando le capacità atletiche e tecniche di un calciatore, un giocatore di movimento in più in campo, e quando opportuno andare a fare una sostituzione volante per ristabilire il portiere in porta. Sicuramente avremo occasione di notare questo tipo di movimento tipico del futsal. E quindi Real Sports con Cortese e Cirrincione a gestire palla. Se facciamo da campo avversario, velo geniale di Cirrincione, il destro di Vitrano, si allunga molto bene Morione, la porta è scoperta, appunto come dicevamo e commentavamo sulla scelta di usare il quinto di movimento. Si corre questo grande rischio in cui perdere palla potrebbe essere assolutamente un suicidio in questo senso, perché la porta rimane scoperta, quindi ovviamente un tiro da qualsiasi distanza diventa un tiro molto pericoloso. Intanto sottolineiamo anche l'entrata in campo di Mallia Vincenzo, o Maglia, mi perdonerà eventualmente per l'errore di edizione. Tanto bel velo intelligente di Lucchese, non capito da Chinnici, poteva evolvere in una situazione di gioco pericolosa, molto utile per Futsal Club. Intanto Cirincione che va a calciare, trova la schiena di Chinnici, pallone che si impenna, sfiora la rete sovrastante il campo di gioco, quindi fallo laterale per i Polisportivo Real Sports. Palla arretrata verso Restivo, quindi Cortese e Cirrincione che poi libera il destro, Chinnici in mezzo all'aria riesce a ripallare, calcia da lontanissimo volendo sfruttare quanto dicevamo prima della porta libera, pallone che resta basso, non riesce a trovare la porta avversaria e quindi nuovamente Real Sports a gestire. Riprende qualche rischio Cortese sul pressing di Lucchese, ancora palleggio sostenuto del Real Sports di azzurro-blu, questo caso con Cirrincione che cercava Vitrano, forse troppo avanzato per facilitare il passaggio di Cirrincione. Dovete fare il buco, non lo scavo, il buco. Il Futsal Club con Di Chiara che allunga verso Mallia, gioca di spalle molto bene il numero 7 che hanno avanti di Lucchese, viene servito, gioca con l'esterno, vuole una palla improvvisa verso Di Chiara, non trovato molto bene, elegante, si toglie di impaccio Cortese e quindi Real Sports con Cirriccione che prova a autolanciarsi sulla destra, non riesce così a superare Lucchese posizionato molto bene. Tanto parolacce per capitano. Termine calcistici e non è neanche capitano, perdono, il vice Chinnici.
Lucchese, una palla pericolosissima orizzontale che attraverso tutto il campo, c'era molto vicino Cortese, trova bene Di Chiara che si lancia dopo che serve Lucchese, quindi Chinnici cerca di mantenere il pallone in campo, non ci riesce secondo il direttore di gara. Intanto sfruttano nuovamente il quinto i ragazzi del Rea Sports e quindi pronti a ricominciare con Cortese. Cirrincione vuole Vitrano, non lo trova, molto bene Di Chiara, un attimo pensa a calciare, infine calcia, facile per Cortese gestire questo ennesimo tiro verso la porta sguarnita dei Real Sports. Hanno corso già 2-3 rischi i ragazzi in maglia azzurra, comunque finora sono riusciti a gestire il quinto. Palleggio sostenuto ancora loro, voleva un bello Cirrincione, capisce tutto Di Chiara che riesce a allungare con la punta, quindi Cortese sulla tre quarti, sguardo in mezzo, sempre Cirrincione di prima verso Vitrano, il sinistro, molto bene Morione, la palla che resta lì e allora ne vuole approfittare ancora Restivo sulla destra che ha un bel calcio, abbiamo visto il primo tempo, in questo caso non riesce a coordinarsi bene come vorrebbe, quindi ancora Di Chiara sulla destra, viene a fare buona copertura Chinnici, Maglia si gira molto bene, affrontato così da Vitrano, avvisa bene il direttore di gara, fallo, si era girato molto bene il numero 7 dei rosanero, permette così ai propri compagni di respirare e di piazzarsi a metà campo. Giocata quasi da campo a 11 da punta che permette ai propri compagni di andarsi a piazzare nella metà campo avversaria e di avere, diciamo, uno spazio più pericoloso per puntare alla porta avversaria. Del resto ancora Futsal Club che si è affacciato molto poco alla porta avversaria, se non con dei tiri dalla distanza, volendo sfruttare il quinto che dice che bella palla per Di Chiara, lascia per Lucchese, una palla geniale, assist al bacio, facilissimo per Lucchese segnare, gesto di intesa fra i due, 6-1 per il primo Futsal Club. Sottolineiamo ovviamente anche la palla geniale di Chinnici, poker di Lucchese scatenato quest'oggi, quindi sigla il quarto gol. 6-1 per il Futsal Club e siamo pronti per continuare a commentare questa fantastica gara con Cassar e Restivo. Ancora Cassar, Cirrincione coinvolto, sembra uno schema comprovato per il quinto dei ragazzi del Real Sports, con Cirrincione che si mette in posizione eventuale per un velo verso il Restivo, forse non riuscendo a dare i frutti sperati. Ora tendono a un cambio di posizioni, vedremo come si evolverà. Cassar, la palla arretrata, intanto Chinnici dalla distanza voleva un gol da cineteca, colpisce la rete sovrastante il campo, quindi ancora Real Sports con un fallo laterale sul metà campo. Cassar, passaggio scontato verso Vitrano, quindi Cirrincione, ancora Cassar, Vitrano Cassar, si rinnova il palleggio, coinvolto il giocatore di movimento che dovrebbe essere Messina, se non sbaglio, la casacca sì, Messina, esatto, la casacca non mi consente di vedere subito il numero di maglia, comunque siamo riusciti a riconoscere questo quinto. È intanto Lucchese, bella la palla per Maglia che cerca di frenare, vuole giocare con la suola, non riesce nello stop, quindi danna verso Cirrincione e ancora Real Sports che vuole impostare. Ragazzi, col vice capitano, ancora Cirrincione verso di lui, come sempre palleggio sostenuto nell'attesa che si creino degli spazi tra le maglie della difesa del Palermo Futsal Club. La Sports, spazio, Cassare per caricare, adesso come impensierisce Marione, subito lanciato Di Chiara, finta di corpo, capisce tutto Vitrano che tira il pallone, poi scivola cercando un'accelerazione dopo aver conquistato il pallone, quindi palla tra le mani di Morrione che lascia lì per Chinnici, al solito al cardiopalmo le sue giocate comunque quasi sempre molto efficaci. Del resto il risultato sostiene le giocate dei giocatori in maglia rosanero, un'altra finta di corpo, ancora Chinnici a giocare col capitano avversario, la palla lunga verso Maglia, capisce tutto il Restivo, Cirrincione molto bene col Restivo, adesso era Vitrano prima Pardoni, Chinnici la tiene in campo per un centimetro, giocata con la punta a saltare Cirrincione, salta anche Restivo, ancora Chinnici, cerca il movimento del compagno, capisce tutto Vitrano, ci mette il sinistro e prolunga in fallo laterale andando a
interrompere la giocata tra Chinnici e Maglia. Il Futsal Club, posizione molto interessante, retrata verso Chinnici, Vitrano su di lui, trova Lucchese. Oggi sembrerebbe in giornata il numero 21, non so se è solito fare 4 gol a partita, potrebbe, il resto, anche se mia vecchia squadra, devo dire non aver seguito molto quest'anno, ma sono molto contento, devo fare i complimenti ai ragazzi per quanto si sta vedendo quest'oggi. Bellissimo quel palleggio, eludere il pressing forsennato dei ragazzi in maglia azzurro-blu. Ancora, quindi il palleggio del Rosa, Malia contro Restivo che resta in piedi sul contrasto dell'avversario. Ancora il Restivo a giocare in mezzo a due, molto bene il Restivo, gioco di suolo, il destro, la punta, Morrione ribatte, non blocca, c'è pronto Chinnici a gestire la palla. Dopo distanza c'è Davide. Chinnici l'ha caduto, aspettava forse il momento di Lucchese che non è arrivato. Devo dire giusta in questo caso la palla di Chinnici, in quanto già Di Chiara aveva occupato la fascia sinistra, quindi giusta intenzione, sicuramente difficile la realizzazione. Ora ancora Real Sports con la strategia del quinto cercano di ridurre le distanze. Il Restivo che può calciare, stop non pulitissimo, ne approfitta Di Chiara, vince il rimpallo, bella la palla per Maglia, su di lui Cassar e palla in fallo laterale lanciata dallo stesso Maglia, cercava probabilmente un 1-2 con Di Chiara che non riesce e quindi il Restivo ha bruscato. Per Vitrano ancora il Restivo, Cassar trova Vitrano dall'altra parte, la palla lunga verso il calcio d'angolo col palleggio dei Real Sports e ancora Messina a fare il quinto. Cassar ha bruscato, bello il palleggio molto rapido, molto pulito dei ragazzi della Polisportiva Real Sports. Vitrano ancora Restivo, guadagnano intanto metri i ragazzi in azzurro, ha bruscato nuovamente Vitrano, c'è Messina largo, non viene servito, ancora bruscato in posizione utile forse per calciare Cassar, la palla arretratissima, pallone che fa tutto il campo, brivido lungo la schiena di Cassar. Un attimo sicuramente sarà stato in pensiero sulla traiettoria di questo pallone, sarebbe stato un autogol da distanza siderale sull'errore nel palleggio. Intanto entra Gennaro, cambia con Maglia, ancora Chinnici in campo, sempre Lucchese e Di Chiara che cambia con Mowadi. Intanto molto bene Cassar in mezzo a due, recupera palla, riesce a liberarsi, è un 3 contro 2, ancora Cassar, vede sulla sinistra Vitrano, la rimette in mezzo, ben sporcata dal neo entrato Mowadi che è fresco e si vede, recupera molto bene. Intanto Gennaro, in questo caso un poco poco efficace, ecco, nel controllo nella giocata, si stava andando molto bene Moadi e quindi pallone riconquistato dai Real Sports con Bruscato contro Gennaro. Ancora Restivo dall'altra parte, Cassar, passaggio sbagliato, probabilmente questi sono i morsi della stanchezza che si fanno sentire dopo l'intensità messa nella ricerca della riduzione, ecco, della distanza. 3 gol tra le due squadre, qualche errore nel palleggio che inizia a venire fuori in questa fase di gioco, diciamo, errori a cui non avevamo assistito finora. Modi si prende qualche rischio a gestire palla di spalla contro il Restivo, riesce a prolungare verso Gennaro che trova un bel 1 contro 1, intanto Lucchese velocissimo, arriva anche Modi, è un 3 contro 2, Modi libera il destro, la botta grande, la perde di Danna. Lucchese un poco contrariato dalla scelta del compagno, voleva servito il pallone trovandosi lui tutto solo in mezzo all'area, sarebbe stato un altro probabile tap-in vincente. Comunque buona anche la scelta assolutamente di Lowati, continuo a chiamarlo Moadi perché io faccio scuola calcio a un ragazzo con lo stesso nome, mi scuserà per questo, quindi ora Lowati che comunque dicevamo sceglie di calciare, ma la posizione è più che è utile per andare a calciare in questo caso, quindi gli si può recriminare fino a un certo punto la scelta. Poi ottimo l'intervento di Danna, sicuramente diciamo se la palla avesse superato il portiere avversario Lucchese avrebbe avuto poco di cui lamentarsi. Riprendiamo ora col Real Sports, Polisportiva Real Sports che nuovamente col punto in campo, stavolta mi pare che sia Piazza a vestire la casacca arancione. Soliti, c'è stato un cambio anche a Bruscato a posto di Cirincione, così di Restivo Vitrano e Cassar. È proprio Vitrano a tenere palla vicino il cerchio di metà campo, cambio di gioco verso il Restivo, coinvolto Piazza, la palla arretrata verso ancora il Restivo, poi Cassar con Vitrano che si butta dentro, Restivo per il movimento, il calcio di prima, strozzato il tiro, tutto subito, non c'è un attimo da perdere, lancia Gennaro, la palla che sfila, Gennaro
sul Restivo che aveva fatto una gran corsa, si era sacrificato fino all'ultimo alla ricerca di sporcare il pallone avversario, non riesce per un non nulla a deviare il pallone, assist per Morrione che ci manda un bacio. Risultato quindi che va sul 7-1, sigla il tabellino Gennaro. E intanto gasati dai compagni in panca e non solo, i ragazzi del Palermo Futsal Club, ovviamente sull'onda dell'entusiasmo del 7-1 su una partita molto tesa, molto sentita da entrambe le squadre e che per ovvie ragioni sta andando in, diciamo, maniera quasi onirica per i ragazzi del Palermo Futsal Club e invece un incubo per i ragazzi dello Sport Palermo, per quanto stiano mettendo in campo molta qualità, molta intensità, assolutamente. Diciamo una gran gara finora, risultato impietoso comunque per quanto visto in campo anche dai ragazzi in maglia azzurra. Se posso fare un encomio particolare va fatto alla difesa del Palermo Futsal Club, che ha concesso veramente pochissimi spazi ai ragazzi della Polisportiva Real Sports. Tanto calcio d'angolo, Chinnici pronto alla battuta, lo schema, la palla di arretrata per Gennaro, il destro, di prima intenzione, botta, 1 metro abbondante sopra la traversa, non deve neanche intervenire Danna. Ritmi un poco più addormentati ora anche per la difesa del Real Sports, ma possiamo immaginare che sicuramente è una condizione difficile questa per riuscire a ritrovare l'energia che consente di ripartire. Tutto molto bene il numero 20, mi pare che era Messina, no, non vorrei sbagliare. Giocano bene i Real Sports, cercano di uscire, come diciamo bene, chiudono benissimo i ragazzi del Rosanero, per quanto abbiano occasioni importanti riescono a costruire, poi i Real Sports non riescono poi nella zampata finale che possa fare la differenza. Intanto segnaliamo Damiani, numero 20, appena entrato, che si lamenta per un contrasto di difesa, forse contro Gennaro, è stato richiamato dal direttore di gara, ma non vi sono sanzioni particolari. Perché ti fai tenere? Perché ti fai tenere? Siamo tornati con la telecronaca dopo un attimino di, diciamo, qualche scintilla fra le due squadre. Scintilla fra le due squadre che ora comunque sta riuscendo a placarsi, speriamo. Ma perché glielo chiami tu? Ma che sai? Chi dici? Basta, chi dici? Fase molto concitata tra le due squadre, esplosione di tensioni che sta venendo fuori dopo un contrasto duro in una certa fase di gioco. Comunque sicuramente ci dispiace in generale assistere a queste dinamiche, però diciamo sono dinamiche che purtroppo talvolta nei campi di gioco si vedono. È sbagliato, un mentarias. Speriamo si possano rientrare le questioni, purtroppo talvolta, anzi mi sento di dire purtroppo spesso nel mondo del calcio assistiamo a di queste situazioni, purtroppo l'intensità in gioco, purtroppo l'energia posta talvolta esplode in un eccesso. Durante l'interazione dei giocatori siamo sicuri che comunque al termine della gara sarà tutto risolto, poi usciti al campo di gioco diciamo che rilassando un po' gli animi vengono meno di queste dinamiche. Risultato comunque che rimane sempre sul 7-1, vede il Palermo Futsal Club
guidare con Loati ora che gira molto bene su Gennaro, manda al bar Piazza, ancora Gennaro, ancora Loati, ottimo recupero di Piazza che si è rialzato immediatamente per recuperare la posizione, tanto Gennaro che prova a rigirarsi su un fazzoletto al limite d'aria, ora a giocare Restivo che trova bene Damiani, palla che però viene recuperata dai Primo Futsal Club. E ora Nicchia che può affrontare Piazza, ancora Nicchia sulla sinistra, intervento duro di Piazza, il resto del piede, Loati che cerca Gennaro, al limite d'aria, non trova il compagno, palla quindi in calcio d'angolo. Attendiamo intanto Damiani che sistemi lo scarpino e siamo pronti a ritornare in gioco con Nicchia pronto a battere lo schema, la palla al limite d'aria, Chinnici tutto solo il sinistro, riesce a girarsi in mezzo a tre, infine Piazza ben piazzato, scusate il gioco di parole, riesce a rinviare, quindi ora Chinnici allungare palla verso Gennaro, Restivo intervento facile, con colpo di testa però riesce a ripulire Loati, la palla arretrata, pressing forsennato dei ragazzi del Real Sports, ancora Loati che riesce a saltare diretto avversario, bene la copertura di Abruscati, Piazza contro Loati, la palla ben allargata da Damiani verso Abruscato, Piazza la palla in mezzo e Damiani da Pinni vincente, accorcia distanze, il risultato che va sul 7-2, bella la giocata del Real Sports. Bravo Diego, no, non è allenatore, Diego, si sa. Bravo Diego. Diego! C'è un fallo cumulativo. Occhio, Siamo per ricominciare, il risultato parziale del 7-2, reazione del Real Sports dopo una fase, dicevamo, abbastanza concitata che ha sicuramente un poco, ahimè, rovinato lo spettacolo in campo. Capiamo bene come la tensione possa poi coinvolgere la testa, le gambe, il gioco dei vari giocatori. Vediamo come evolverà la situazione, se il Real Sports riuscirà a approfittare di questa situazione per accorciare le distanze, se la partita morirà e finirà in questo modo per la tensione, o se il Futsal Club riuscirà a spezzare del tutto le animosità allungando in maniera irrecuperabile la distanza con gli avversari. Quindi chi dice la palla la cade verso Loati che mette bene a terra, con Loati cerca il limite del momento dei compagni, c'è la figura, il piazzato, palla che si spegne larga e quindi danna, chiama palla al Restivo invece servito molto largo, Piazza a contrasto Loati che allunga in fallo laterale e quindi ancora Real Sports, la allungata del Restivo colpisce la schiena di Nicchia, per poco non si trasforma in una deviazione decisiva e quindi Damiani sulla destra guadagna il centro del campo, trova Abruscato che rientra molto bene, chiama il momento del compagno, ancora vicino c'è Damiani ma mantiene palla Bruscato, viene in contropiazza, non viene servito, la figura per un attimo, pallone che resta lì con la punta Bruscato, comunque riesce a trovare Damiani che prova una crocheta ma non riesce a passare sull'intervento di Loati, forse è toccato dall'avversario, segnala nulla il direttore di gara, si continua a giocare con la figura, momento incontro di Nicchia, viene servito, Piazza su di lui, ancora Nicchia, si gira bene, il numero 17 accelera il gioco con la punta, ancora Nicchia trattenuto dall'avversario, fallo ovvio ravvisato dal direttore di gara, ottimo, pronto l'intervento proprio del direttore, ravvisa l'interruzione e quindi calcio di punizione sulla tre quarti su cui si avventa Capitan La Fiura. Siamo il movimento dei compagni, il numero 9 dei Palermo Futsal Club che ragiona sul da farsi, intanto i compagni si posizionano e Danna si prepara nel sistemare la barriera sfalsata, in questo caso con uomini piazzati a diversa altezza, quindi Loati, la finta, la Fiura, la palla allargata verso Chinnici, bella, il muro da parte di Nicchia che poi si libera, Loati cerca di allungare col tacco, non riesce la giocata e quindi ancora Real Sports, ma una Bruscato a gestire una palla difficile, allarga tutto molto bene verso il Restivo che trova largo Piazza, la tiene in campo sulla linea laterale, Damiani a ripulire, a fare bene la sponda, ancora Restivo con un gioco di punta sul pressing di Loati e quindi ancora Damiani, su di lui la Fiura, gioco di suola, protegge palla molto bene il numero 20, trova Bruscato ma Chinnici è subito su di lui,
Le finte di Abruscato, la palla allargata verso il Restivo, voleva giocare su Loati che ha fatto una serie di grandi interventi difensivi, letteralmente in serie, che ha fatto 3-4 buoni interventi difensivi, non permettono agli avversari così di uscire dalla zona difensiva. Pressing alto, in questo caso è il primo Futsal Club che ritrova così possesso di buona parte della fetta del campo, corre, come a rischio Danna, riesce a uscire con un gran numero e a quella punta a servire Damiani che accelera, spalla a spalla con Chinnici, mantiene il possesso del pallone, ancora il numero 20, ha arretrato verso il Restivo, chiama palla a Bruscato, viene servito invece Piazza dall'altro lato, la palla a tagliare in mezzo all'area, facile per Morione che vuole approfittare del cambio del quinto, infatti vediamo lo scatto di Danna, poi infine a raggiungere il pallone molto largo sul tiro di Morione. Quindi Danna con le mani, si va il Restivo, finta di lancio, bella la palla orizzontale verso Damiani, a sportellate con Loati, l'ennesimo grande intervento difensivo, va imperioso Loati, veramente si sta rendendo un muro da superare per gli attaccanti della Polisportiva Real Sports. Ora calcio d'angolo per gli azzurro-blu. Serie di palleggi che coinvolgono quasi tutta la compagine azzurrina. Qua sul palleggio l'uscita difensiva con Loati su Capitan Vitrano, un altro, manco a dirlo ragazzi, grande intervento di Loati. E quindi ancora Real Sports a centrocampo, i ragazzi continuano il palleggio, stavolta Chinnici prevede la giocata di Restivo, interviene sull'intercetto, spazzata, ancora Real Sports, laterale, palleggio sostenuto, Cirinciano, rischio di Vitrano nel palleggio, ancora Restivo, Bruscato, spazio Damiani, sembra un momento Bruscato che ha guadagnato qualche metro, la palla per Damiani lascia sfilare il Restivo, quindi adesso, avendola vista più volte, mi sento quasi poter dire che è quasi certamente uno schema provato dalla squadra, dal mister durante gli allenamenti, con questo uomo del quinto che lascia sfilare verso un giocatore posteriore. Intanto la Fiura perde l'attimo per servire il compagno, quindi decide di ricominciare tutto verso Chinnici, si vede qualche rischio su Piazza, riesce a gestire Loati in qualche modo allunga verso Nicchia che tiene, botta, Bruscato, ancora Nicchia, trova la Fiura, gioco di suola, l'esterno bella per Loati, molto bene Danna, uscita spaccata e quindi il Real Sports con Loati visibilmente stanco, è un 4 contro 3 per i giocatori del Real Sports, con il Restivo che però decide di frenare e attendere l'arrivo del quinto, in questo caso Capitan Vitrano. Cambio di gioco verso Bruscato, nell'out di destra, palla allargata verso Piazza, trova bene con la punta Vitrano, non riesce a stoppare, la palla difficile da gestire, ma ancora Real Sports. Vitrano, Bruscato e Damiani, butta un occhio verso Piazza, non trova lo spazio per servirlo, ancora Bruscato, trova Vitrano dall'altra parte del campo. Ancora il Restivo, palleggio sostenuto, la palla molto bella per Damiani che si trova in una zona molto pericolosa. Sottolineiamo il pronto intervento di Morione che si oppone benissimo. E ancora qua invece un errore di Chinnici sul possesso di palla. Subisce il pressing dei Real Sports, occasione quindi che poi si traduce in un tiro da lontano per Vitrano che non trova, Restivo che non trova lo specchio della porta avversaria. E ancora Futsal Club con ancora pressing che riesce ma solo ad allungare la palla al fallo laterale, quindi dichiara e si butta dentro. Chinnici lo lancia, buca l'intervento Restivo col tacco di Chiara verso Nicchia che spazia con la sola, riesce a superare Danna ma c'è Bruscato che interviene sul passaggio che sarebbe stato l'occasione d'ora per la Fiura, ma è ancora di Chiara che accelera, la palla in mezzo, Danna rimpallo sulla figurazione fantasmagorica ed è ancora il Real Sports con Piazza che cerca un giocatore di prima, infine si trasforma in uno stop, cerca di nuovo a seguire il compagno, non lo trova e quindi Futsal Club che tende a raffreddare gli animi e a riportare il ritmo di gara a una velocità molto lenta, sicuramente cercando di favoreggiarsi dato il largo vantaggio sugli avversari. Quindi Di Chiara appena entrato può spaccare la difesa avversaria, ha tanta energia, lui che sfrutta, che ha nelle sue corde grande tecnica, velocità e rapidità, diventa veramente una spina nel fianco nelle difese avversarie, soprattutto dopo una sostituzione fatta al momento giusto che gli permette appunto di avere questo vantaggio atletico sugli avversari. Chinnici in mezzo a due, prova la giocata, non riesce a passare,
molto buona la difesa di Abbruscato, quindi ancora Futsal Club, finisce arretrato, palla un po' lenta verso Di Chiara, non approfitta Piazza, ed ancora Futsal Club, nicchia molto bene, viene in contro con la Suola, la palla verso la Fiura, costretto a ricominciare, non hanno nessuna fretta di affondare i ragazzi del primo Futsal, mentre cercano lo spazio che gli consente di andare a fare un'altra rete, quindi ancora Di Chiara in mezzo a due, riesce a uscire, serve Nicchia, lascia la palla lì, non si capiscono i due, ma ancora Nicchia con la punta, la palla interessante per la Fiura, che ha spazio per calciare, gira su se stesso, potrebbe servire Di Chiara, decide di non farlo e tenere botta, ancora sulla pressione di Messina, la Fiura al sinistro, facile intervento per Danna, e ora possesso che torna tra i piedi dei giocatori del Polisportiva Real Sports. Con Abbruscato la verticale, buona per Messina, quindi il restivo, ora Abbruscato, gioco di Suola per ubriacare Nicchia, infine cambio di gioco verso Piazza, ancora Abbruscato che sembra essere pronto per calciare, ragazzi. Scusate il lapsus, ma Morrione fa una parata incredibile, avvicina Manona e piede in una frazione di secondo e riesce a ammortizzare il pallone, finisce con un'altra palla veramente pericolosa. Nicchia molto bene quando viene incontro e riesce ad alleggerire il lavoro dei propri compagni. Adesso il gioca intanto Chinici con la prima minuto della Fiura, c'è l'ultima copertura di Piazza con la testa, un 3 contro 2 con Messina che allarga tutto verso Abbruscato, ma c'è Chinici prontissimo, non solo conquista palla, riesce poi sulla ribattuta di prendere il pallone, numero sull'avversario, c'è Piazza andato con un grande intervento difensivo, ancora Piazza vuole un turno sull'avversario, non riesce a passare, reclamano per un fallo i giocatori della Polisportiva Real Sports, non secondo il direttore di gara. Di Chiara che intanto attende l'arrivo del triplice fischio, termina quindi così questa splendida gara e assistiamo, come dicevamo precedentemente, qua strette di mano fra i vari giocatori, perché lo sappiamo che queste fasi fumantine sono un classico purtroppo delle partite di calcio, ma poi finisce tutto appena arriva il triplice fischio, ragazzi. È sicuramente l'intensità del gioco che poi diciamo determina queste uscite, ma c'è grande rispetto, c'è grande fair play, c'è conoscenza tra i vari giocatori. Ragazzi, che dire, vi ringraziamo per il bellissimo spettacolo, ringraziamo chi ci ha seguito, nostri amici e amiche, da Sportisica è tutto. Il risultato quindi finale sul 7-2, vittoria fondamentale per riuscire a mettere una seria ipoteca per la salvezza dei ragazzi del Futsal Club e quindi per mantenersi in questa importante categoria. Vi ringrazio nuovamente, un saluto a tutti e buona serata.